Dico ai veneti che stiano tranquilli, nel senso o ci danno l'autonomia, se no io non ho alcun problema a rimettere completamente le deleghe e a lasciare che le persone prendano in giro i veneti in un altro modo, nel senso che a me non interessa governare se l'autonomia non viene fatta. Quindi lei sarebbe disposto a lasciare? Ma sicuramente, ma per me è una questione prioritaria. Penso che anche gli altri siano d'accordo, però parlo per me in questo caso. Io non ho, ma se mi dicono guarda l'autonomia non viene fatta, io lascio anche, cioè, seduta stante. Il ministro alla famiglia e alla disabilità Lorenzo Fontana, in visita alla redazione di Rete Veneta a Bassano, fermo più che mai sulla sua posizione, pronto a dimettersi se non verrà fatta l'autonomia. Si tratta di dignità, dice al nostro microfono. Abbiamo avuto il mandato preciso, c'è un popolo che ha votato a stragrande maggioranza, c'è un sentimento e soprattutto non è una cosa che va... Sento parlare qualcuno, purtroppo anche dei nostri compagni di viaggio in questo momento, che dice si creano cittadini di serie A e di serie B. Io posso dire, anche guardando al mio ministero, che in Italia i cittadini di serie A e di serie B ci sono adesso, non è l'autonomia che li crea. Mi sembra di vedere ultimamente che c'è qualcuno che sta frenando. Allora, io do la buona fede a tutti, però non mi va di essere preso in giro, perché i veneti per troppo tempo sono stati presi in giro e soprattutto è una questione personale. A me non piace essere preso in giro, penso che a nessuno di tutti i veneti, di quei milioni di veneti che sono andati a votare al referendum, abbia a cuore il fatto di essere preso in giro da qualcuno. L'autonomia è prevista dalla Costituzione, è stata richiesta dal popolo veneto ed è giusto che venga data. Se questo non verrà fatto, visto che è anche scritto nel contratto, mi sentirò in dovere di lasciare la poltrona o comunque quello che è, insomma, di non andare avanti con un'esperienza di questo tipo.